I precari sono un problema della scuola italiana, non sono un problema di questo, solo in questo momento. Saranno circa 1 migliaio. A questi abbiamo pensato dando risposte, creando una nuova figura che è quella dell'orientatore per la scuola del Veneto, perché questi insegnanti hanno competenze, hanno una precarietà che è storica, a questi bisogna dare risposte. Quindi la Regione del Veneto metterà 4 milioni e mezzo di euro a disposizione per creare questa figura di orientatore. La Regione del Veneto è critica soprattutto perché è una regione virtuosa, perché riteniamo che alcune cose siano partite dal Veneto, come le quote degli stranieri in classe, come la valutazione dell'ora di religione come elemento educativo, perché abbiamo dimostrato che abbiamo fatto il dimensionamento delle scuole fin dal 2000, perché abbiamo coinvolto enti locali, territorio nella programmazione dell'offerta formativa, perché abbiamo potenziato l'istruzione tecnica. Non ci è andato bene il taglio, un taglio eccessivo per una regione come la nostra, perché ci sono regioni che non sono virtuose come noi, che spendono molto di più e non hanno i risultati nostri.